pace a tutti quanti voi, buonasera, vi invito a alzarvi in piedi, cominciamo il nostro culto al nostro Signore Gesù Cristo. Come state? Siete pronti oggi per ricevere una parte dello Spirito Santo nelle vostre vite? Amen? Amen? Allora puoi salutare la persona di fianco a te per cominciare nel miglior modo possibile questo culto, affinché lo Spirito Santo possa fluire tra di noi questa sera. Il miglior modo che lo Spirito Santo ha per agire è attraverso i nostri cuori. E quando noi ci uniamo già fin dall'inizio del culto, lo Spirito Santo ha questa libertà di agire e di muoversi tra di noi. Amen. Allora adesso preghiamo il nostro Signore, perché già noi abbiamo fatto la nostra parte, ma adesso preghiamo che Dio possa fare la sua, che Dio possa venire in questo luogo col suo Spirito, riempire i nostri cuori, trasformare le nostre vite, fare la sua azione miracolosa, incredibile, unica, speciale nelle nostre vite. Amen. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti questa sera perché noi sappiamo già che tu sei tra noi. Ti ringraziamo per tutto ciò che accadrà, Signore, in questo tempo in cui siamo qua riuniti come Chiesa ad adorarti, a glorificarti, Dio. Ti ringraziamo, Signore, per come tu toccherai i nostri cuori. Ti ringraziamo per come tu verrai a rispondere oggi alle nostre preghiere. Ti ringraziamo, Signore, per come tu oggi restaurerai case, famiglie e vite attraverso l'agire del tuo Spirito Santo. Vieni, Signore, su di noi con la tua presenza, con la tua potenza, Padre, che oggi possa essere un culto indimenticabile per tanti di noi. Nel nome di Gesù, Signore, noi consacriamo a te questo momento, ricevi le nostre migliori lode, la nostra migliore adorazione. Noi siamo venuti qua per adorarti, Padre. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Alleluia. Nella presenza degli angeli, nella presenza degli angeli, io ti loderò, anche se sono in guerra, celebrerò la mia vittoria. Io ti loderò, su tutta la terra, un nuovo sound si sentirà, la tua allegria
Più forte, dichiari! Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Più forte ancora di nuovo! Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. C'è una parte di questa canzone che dice così: anche se sono in guerra, io celebrerò la mia vittoria. Quando noi siamo in guerra, Gesù non vuole che noi camminiamo con testa in giù, camminiamo dichiarando che abbiamo perso. Gesù vuole che noi alziamo la nostra testa e diciamo: anche se sono in guerra, io celebrerò la mia vittoria. Tu puoi dire amém? Alleluia. Se scurò, amore per me si donò su quella croce. Morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Per me si donò su quella croce. Morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. L'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Aspettiamo.
a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno, l'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Al terzo giorno l'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, resuscitò in gloria. Egli vive, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, resuscitò in gloria. Egli vive, ti aspettiamo. Maranatha, ora vieni Gesù. Gesù. Maranatha, ora vieni Gesù. Gesù. Maranatha, ora vieni Gesù. Gesù. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni Gesù. Gesù. Egli ha vinto la morte, resuscitò in gloria. Egli vive, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, resuscitò in gloria. Ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte,
continuiamo a dichiarare che la sua presenza è ciò che importa nella nostra vita. Perché a volte diamo per scontato la sua presenza, a volte ci abituiamo così tanto che non ce ne accorgiamo più, che non diamo più lo stesso valore. E quando la presenza di Dio perde valore nella nostra vita, è un bel guaio. Quindi questa sera io ti invito a ritrovare questo valore. Ti invito a ritrovare il valore che ha la presenza di Dio per te. Che se lei non ci fosse nella tua vita tu non riusciresti a vivere, non riusciresti a respirare. Perché è questo che è la presenza di Dio. La presenza di Dio è l'aria nei nostri polmoni. È quello che ci spinge ad alzarci tutte le mattine. Sono ai tuoi piedi per donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno. Basta uno sguardo al tuo viso, mi hai perdonato quando io ti ho visto. E tutti i miei tesori li verserò davanti a te. Ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno. E basta uno sguardo al tuo viso, mi hai perdonato quando io ti ho visto. Tutti i miei tesori li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo
importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, molto di più, la tua presenza vale di più. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. Dichiara io verso, Senza vale di io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, se la tua presenza vale di più, molto di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, Gesù, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi
questa stessa melodia possiamo cantare la santità del Signore. Continuiamo nessa stessa melodia. Se tu és santo, não há outro. Se tu és santo, se tu és santo, não há outro, não há outro como
Puoi accendere la luce, fratello? Gabi. Amen. John, worship and pray. Potete sedervi un attimo? Pace a tutti, vorrei invitarvi per il prossimo sabato che ci sarà Worship Pray, che sarà un momento speciale dopo il culto, un momento dove noi lasciamo che lo Spirito Santo ci dia una canzone, è un momento di preghiera, un momento proprio di lode, è un momento intimo, sono per quelli che vogliono veramente stare vicino a Dio. È un momento che ognuno ha la possibilità di espressarsi, di dare una parola o di pregare su un testo che noi diamo. Questo Worship Pray è un incontro dove noi diamo una parola specifica che studiamo tutta la settimana, che diamo l'opportunità di tutti di concentrarsi su questo testo e che questo sabato, il prossimo sabato che è giorno 28, ci sarà Worship Pray dopo il culto alle 11. Amen. Amen? Facciamo un applauso al Signore. Amen. Un altro avviso che devo darvi è quello di Fusion. Sarà il 1° novembre e volevo darvi alcune notizie, alcune cose che saranno molto importanti per quel giorno. Allora, Fusion sarà al 1° novembre e sarà tutto il giorno. E comincerà alle 9 e finirà alle 5 di pomeriggio. Vi chiedo di arrivare alle 9 perché noi cominceremo alle 9, dalle 9 alle 9:30 ci sarà la colazione per coloro che vengono. Amen? Amen? Amen. Allora, quello che voglio avvisarvi, quello che voglio dire con chiarezza è il Fusion quest'anno e questo giorno sarà solo per i giovani e per i teens. Amen? Quindi quel giorno noi stiamo preparando qualcosa, un percorso per questa giornata e quindi noi non vogliamo distrazioni in quel momento e quindi non vogliamo... I miei bambini, io ho già trovato un posto per loro, quindi non ci saranno i miei bambini, non ci sarà nessun bambino qua questo giorno perché noi useremo tutta la chiesa, quindi i bambini non potranno esserci. E un'altra informazione molto importante è che dovete prenotare per dare la conferma che ci sarete, perché non potrà arrivare nessuno che non sarà nella lista, perché noi stiamo preparando qualcosa, un percorso e questo deve essere molto giusto e per questo noi dobbiamo avere la conferma di ogni persona e sapere se viene o no. Quindi nel giorno, se tu vuoi portare un amico, se un giovane vuoi portare un amico, se un teen vuoi portare un amico, può venire senza nessun problema. Però noi dobbiamo sapere fino a giovedì che ci sarà questa persona. Amen? Amen? Allora, sarà il 1° novembre, comincerà alle 9, dalle 9 alle 9:30 ci sarà la colazione, dopo di questo non ci sarà la colazione e quindi sarà un percorso tutta la giornata, quindi non si potrà avere bambini e neanche persone che non sono giovani e teens nella chiesa. Amen? L'altra informazione è che noi abbiamo bisogno di volontari. Oltre i giovani che saranno qua, oltre ai teens che saranno qua, abbiamo bisogno di 4 persone che ci vengono a aiutare in questo giorno, perché noi prepareremo una giornata con cibo e tutto il necessario per i giovani, quindi abbiamo bisogno di 4 persone che saranno qua, arriveranno con noi e saranno qua per tutta la giornata, non parteciperanno qua, però saranno lì in cucina o saranno di appoggio o intercederanno mentre noi faremo questa giornata. Quindi se tu vuoi aiutare, se tu vuoi servire in questo giorno, se tu vuoi dare una mano, cercate noi dopo il culto, io ed Enrico,
che noi vi comunicheremo, vi spiegheremo come succederà tutta la giornata. Amen? 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 Allora vediamo cos'altro. 4 volontari. Ok? Se dovrà arrivare al 9, non si potrà entrare senza dare la conferma. Poi vi spiegheremo, poi lo saprete bene il perché di questo, perché noi stiamo preparando qualcosa di molto bello, molto organizzato e molto forte per i nostri giovani. Sarà un percorso molto bellissimo e quindi noi abbiamo bisogno della massima organizzazione e per questo noi abbiamo bisogno di sapere quante persone ci saranno, chi verrà e chi non verrà. Potete portare un amico, si può portare un amico, potete venire, se non è della nostra chiesa può venire, ma quello che abbiamo bisogno è che noi possiamo sapere se questa persona ci saranno quel giorno qua. Amen? Speriamo che tutti i nostri giovani, tutti i nostri teens possano partecipare, perché noi stiamo facendo un percorso di crescita con questa chiesa, la chiesa sta crescendo e Dio ha detto che arriverebbe un tempo di eccellenza per questa chiesa. Io penso che tutto questo che Dio sta facendo in questo tempo fa parte del percorso che Dio sta facendo con noi. Amen? Ci siamo in piedi in questo momento? Amen? Preghiamo per le decime e per le offerte. Dove c'è un musico che canterà per l'offerta? Amen? Siamo le nostre mani così. Padre, nel nome di Gesù, Signore, in questo momento vogliamo benedire la tua casa, vogliamo benedire i tuoi figli, Signore, coloro, Signore, che porteranno la decima e offerta, Signore, per benedire questa casa. Questa casa, Signore, è così bella, Signore, questa casa è ancora in piedi, Signore, perché, Signore, il Signore ha messo nel cuore di ognuno di noi, Signore, l'amore per quest'opera, Signore. Quindi, Signore, ti chiedo, Signore, la tua benedizione su queste persone, Padre. Ti chiedo anche, Signore, di aprire porte di lavoro, Signore. Se ci sono persone che in questo momento sono, Signore, senza un lavoro, ti chiedo, Signore, di aprire porta, Signore, perché tu sei un Dio che apre porte dove porte non ci sono, Padre. E per questo noi preghiamo per queste persone. Benedici, Signore, la continuazione di questo culto, la predica, Signore, che nostra mente, i nostri cuori continuino, Signore, a avere aspettativa di ciò che il Signore farà questa sera, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Tu amore, solo tu sei Dio, solo tu sei Dio, Dio di tutta la gloria, Dio di tutto l'amore, solo tu sei Dio, solo tu sei Dio. Amen. Avete sentito la presenza dello Spirito Santo fino a questo momento? Amen? O non amen? Se non avete sentito, non amen. Amen.
Volevo fare la presentazione dei visitanti di questa sera. Oggi sono insieme a noi Carolina e Matteo là dietro. Cosa può dire la Chiesa per dare il benvenuto ai nostri visitanti? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen, Carolina, Matteo, siete molto benvenuti oggi, sempre. Il nostro desiderio, sapete, per i nostri visitanti ogni volta è che possiate sentire un po' della presenza dello Spirito Santo come la stiamo sentendo qua e che se possibile possiate un po' portarla anche nelle vostre case e che possa accompagnarvi in questa settimana. Amen. Amen. Avete capito tutto degli avvisi, vero? Quando è la scadenza delle iscrizioni per Fusion? La Sandra non doveva rispondere, almeno che la Sandra non abbia dai 13 ai 34 anni. Giovedì è la scadenza delle iscrizioni, quindi iscrivetevi entro quella data. Abbiamo avuto una settimana molto, molto impegnata, è stata una settimana molto speciale, direbbe il pastore Paolo, che ha conosciuto il pastore Paolo che è stato con noi questi giorni. Mi piaceva perché tutto quello che lui vedeva per lui era molto speciale. Qualsiasi cosa che lui faceva, questo è molto speciale, tutto era molto speciale. Andava a mangiare fuori, era molto speciale. Vedeva una penna, che penna speciale, è tutto speciale. Una persona che si sorprende con tutto. E noi abbiamo veramente avuto una settimana molto speciale e volevamo condividere con la Chiesa qualche momento di questa bellissima settimana speciale. Toca música! È un video speciale anche questo, ma non è questo. Sometimes you gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you gotta stare down the giant, worship from the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that he's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Praise, give him praise, give him praise, and the highest praise. Give him praise, give him praise, and the highest. He is worthy, yes he is. È stata una settimana molto piena, il fusion dei kids, dei pre-teens è stato molto bello, abbiamo avuto qua il pastore Paolo, come abbiamo detto, il calcio con proposito, guardate Paolo lì che esulta per la sua ennesima vittoria, che è stata la mia prima vittoria al calcio con proposito, io posso dirlo, finalmente, tutto merito di John tra l'altro. Ok, possiamo passare al momento della parola, penso. Io vi invito a aprire le vostre Bibbie nella lettera agli Efesini, al capitolo 6. Eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6.
Amen. Dice così, Efesini 6, leggerò i versetti 12 e 13. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13 diz: Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Amen. Signore Gesù, in questo momento vogliamo ascoltare qualcosa che possa arrivare da te, e che possa, Signore, entrare nei nostri cuori, nelle nostre menti, cambiare in qualche modo le nostre vite, cambiare il nostro intendimento, avvicinarci a te, Signore. Io ti chiedo, Padre, che tu possa agire e fare tutta la tua volontà questa sera dentro i nostri cuori, dentro questa chiesa. Perdona, Signore, ogni mio peccato, rendimi, Signore, uno strumento per portare la tua parola, che tutti quanti possano uscire di qua benedetti, Signore, da ciò che tu hai preparato oggi per la tua chiesa. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Efesini 6 è il famoso testo dell'armatura di Dio, Efésios 6 é o famoso texto da armadura de Deus, dell'armatura del cristiano. da armadura do cristão. E oggi ho voluto proporvi questo testo E hoje eu quis propor esse texto para vocês, perché tutti noi sappiamo quello che sta succedendo nel mondo in queste ultime settimane. porque todos nós sabemos o que está acontecendo no mundo nessas últimas semanas. E fin da quando sono cominciati gli attacchi in Israele E desde quando começaram os ataques em Israel, e le varie risposte che ci sono state in questa guerra, as várias respostas que houveram nessa guerra, Dio ha cominciato a ministrare una parola nel mio cuore. Deus começou a ministrar uma palavra no meu coração. Perché è vero, là c'è una guerra, Porque é verdade que lá tem uma guerra, ma anche noi siamo in guerra. mas nós também estamos numa guerra. Anzi, quella guerra che si sta combattendo oggi in Israele Essa guerra que está sendo combatida hoje em Israel, e in tutta la Palestina em toda a Palestina, ci deve far capire ancora di più che noi siamo in guerra. tem que fazer a gente entender ainda mais que a gente está sim em guerra. Perché tutto ciò che sta succedendo Porque tudo que está acontecendo non è un caso, não é um acaso, non è una cosa che è stata decisa oggi, não é uma coisa que foi decidida hoje, è qualcosa che è stata profetizzata migliaia di anni fa. é uma coisa que foi profetizada milhares de anos atrás. Ci sono profezie nel libro di Ezechiele, nell'Apocalisse, Tem profecias no livro de Ezequiel, de Apocalipse, ci parlano di paesi, di Gog e Magog. que nos falam de países, Gog e Magog. Non voglio stare qua a fare una lezione escatologica, no? Di queste Eu cose, não quero fazer uma lição escatológica dessas coisas, ma tutto ciò che sta succedendo, mas tudo que está acontecendo, le posizioni che stanno prendendo la Russia, la Cina, as posições que a Rússia e a China estão tomando, tutto questo è già stato previsto, è già stato profetizzato. tudo isso já foi previsto e profetizado. E niente di questo oggi ci dovrebbe sorprendere, E nada disso deveria nos surpreender hoje, ma anzi, mas ao contrário, ancora di più ci deve fare capire ainda mais precisa que a gente entenda che questa non è solamente una guerra fisica, una guerra militare che oggi si sta combattendo, que isso não é somente uma guerra física e militar que está acontecendo, ma che noi oggi, noi cristiani, noi che siamo qua dentro, mas que nós cristãos que estamos aqui hoje, noi oggi siamo in guerra. hoje nós estamos em guerra. Noi dobbiamo essere pronti a combattere. Devemos estar prontos para combater. Noi dobbiamo essere pronti per entrare in questa battaglia. Devemos estar prontos para entrar nessa batalha. E la nostra battaglia non è quella combattuta con i fucili, E essa batalha não é uma batalha combatida com armas, ma è quello che ci dice qua Paolo. mas é aquilo que nos diz aqui Paulo. Non è contro sangue e carne, Não é contra sangue e carne, ma contro i principati, le potenze, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali. mas contra os exércitos espirituais, as regiões celestiais desse mundo. Questa è la nostra battaglia che noi dobbiamo combattere oggi. Essa é a batalha que a gente tem que combater hoje. E la parola di Dio ci insegna come combattere questa E battaglia. a palavra de Deus nos ensina como combater essa batalha. Perché è vero. Porque é verdade. Io mi ricordo fino ad oggi una parola che ha portato l'Andrea Eu me tempo lembro fa, até hoje uma palavra que André trouxe tempo atrás,
che la Bibbia ci dice diverse volte. que a Bíblia nos fala várias vezes. Scappa dal male, fuggi dal peccato, scappa da questo. Escapa do mal, fuge do pecado, fuge daquilo e daquilo. Ma arriva un momento nella nostra vita cristiana Mas chega um momento na nossa vida cristã in cui non possiamo più scappare, em que a gente não pode mais escapar. non possiamo più fuggire e tirarci indietro. Não podemos mais fugir e retroceder. Noi dobbiamo andare avanti e combattere. Devemos prosseguir e combater. Cominciare a combattere contro il peccato, Começar a combater contra o pecado. cominciare a combattere contro il nemico, Combater contra um inimigo che non è il palestinese o l'israeliano, que não é da Palestina ou de Israel. sono le forze del male. São as forças do mal. Noi dobbiamo combattere contro questo. Nós devemos combater contra isso. Dobbiamo essere forti Devemos ser fortes per combattere la nostra para battaglia. combater as nossas batalhas. E come dice E Paolo, como diz Paulo, dopo aver combattuto e aver vinto, depois de combater e ter ganhado, poter dire che siamo rimasti in piedi, poder dizer que permanecemos de pé. che abbiamo finito la nostra corsa Que a gente acabou a corrida e abbiamo vinto il nostro trofeo. e vencemos o nosso troféu. Ci sono 3 cose Tem 3 coisas che noi dobbiamo sapere que nós devemos saber per vincere la nostra battaglia, para vencer a nossa batalha, per entrare in questa guerra. para entrar nessa guerra. E vorrei che tu potessi ripeterle con me. Eu gostaria que você repetisse comigo. La prima cosa che noi dobbiamo intendere e sapere A primeira coisa que a gente deve entender e saber è chi sono io. é quem sou eu. Potete dire, chi parla in italiano può ripetere Quem con fala me. italiano, repete. Chi sono io? Chi parla in portoghese può ripetere con la Quem Gabriela. fala em português, quem sou eu? 1, 2, 3. Quem sou eu? La seconda cosa, A segunda coisa, chi parla in italiano ripeta con me. quem fala italiano, Chi c'è con te? em português, quem está com você? 1, 2, 3. Quem está com você? La terza e ultima cosa A terceira e última coisa è chi è Dio. é quem é Deus. Possiamo ripetere? Pode repetir? Chi è Dio? Quem é Deus? Abbiamo memorizzato queste 3 cose? A gente decorou essas 3 coisas? Chi sono io? Quem sou eu? Chi c'è con me? Quem está comigo? Chi è Dio? Quem é Deus? Perché è vero, c'è una battaglia molto più grande Porque é verdade que tem uma batalha muito maior, che è quella che Gesù un giorno vincerà. que é aquela que Jesus um dia vai vencer. Perché noi non siamo chiamati oggi a distruggere Satana. Porque hoje nós não somos chamados a destruir Satanás. Non è questo che ci compete. Não é isso que cabe a gente. Gesù lo farà. Jesus vai fazer. Ma ogni giorno noi abbiamo una battaglia da combattere. Mas cada dia nós temos uma batalha para combater. E oggi attraverso un testo della parola di Dio, E hoje, através de um texto da palavra de Deus, io voglio vedere insieme a te queste 3 cose che noi dobbiamo sapere, eu quero ver junto com você essas 3 coisas que devemos saber, che noi dobbiamo intendere que devemos entender per riuscire a vincere questa guerra. para conseguir ganhar essa guerra. Voglio portarvi in un testo, Eu quero levar vocês num texto, forse dopo il Salmo 23 è il testo più conosciuto della Bibbia, talvez depois do Salmo 23, o texto mais conhecido da Bíblia. anzi sicuramente i nostri bambini conosceranno più questo testo del Salmo 23, Com certeza as crianças conhecem mais esse texto do que Salmos 23, che si trova in 1 Samuele, que se encontra em 1 Samuel, al capitolo 17. capítulo 17. Amen. Non leggeremo tutto il testo, voglio darvi solamente una introduzione storica di ciò che ci racconta questo episodio della Bibbia. A gente não vai ler o texto inteiro, eu vou só dar uma introdução do que conta esse texto histórico da Bíblia. In questo episodio c'è il re Saul, che è il re di Israele, Nesse episódio tem o rei Saul, o rei de Israel, che è in guerra contro i Filistei, que está em guerra contra os il filisteus, loro più grande nemico. o maior inimigo deles. E immaginatevi c'è questa pianura molto grande, Imaginem, tem essa pianura, planície, da un lato de um lado l'esercito del re Saul, l'esercito di Israele, o exército do rei Saul de Israel, dall'altro lato c'è l'esercito dei Filistei. do outro lado o exército dos filisteus.
Ma a un certo punto dall'esercito dei Filistei esce un gigante, Mas a um certo ponto do exército dos filisteus sai um gigante. un uomo veramente grande, alto quasi 3 metri, Um homem muito grande, alto quase 3 metros, con un'armatura fortissima. com uma armadura muito forte, muito resistente. Si mette in mezzo a questa pianura E ele se coloca em meio à planície e comincia a insultare l'esercito di Israele e começa a xingar o exército de Israel e il Dio di Israele. e o Deus de Israel. E dice: chi è che ha il coraggio di combattere contro di me? E diz: quem tem coragem de combater contra mim? E non c'è nessuno nell'esercito di Israele che abbia il coraggio di combattere contro questo gigante che è il famoso Golia. E não tem ninguém no exército de Israel que tenha coragem de combater contra esse famoso gigante chamado Golias. Ma a un certo punto Mas a um certo ponto, arriva nell'accampamento di Israele chega no acampamento de Israel il giovane Davide, o jovem Davi, che era venuto a portare da mangiare ai suoi fratelli che erano in guerra. que foi trazer comida para os irmãos que estavam em guerra. E finché Davide è lì, sente questo Golia, questo gigante, Enquanto Davi está ali, ele escuta esse gigante che dice queste parole di offesa contro Israele e contro Dio. que pronuncia esses insultos contra Israel, contra Deus. E insomma, Davide, nonostante sia solo un ragazzino, E Davi, se bem que fosse só um menininho, rapaz, decide di andare a combattere ele decide combater contro Golia. contra Golias. Pensate, Davide era un ragazzino, era un pastore, non era un guerriero, Pensem, Davi era um rapazinho, um pastor, não era um guerreiro. ma nonostante questo decide di andare a difendere il suo popolo e il suo Dio Mas mesmo assim ele decide defender o seu povo, o seu Deus. e va a combattere contro Golia. E vai combater contra Golias. Arriviamo quindi al versetto 38 di questo capitolo, E a gente chega no versículo 38 desse capítulo, in cui Davide arriva da re Saul, em que Davi chega até o rei Saul gli dice: vado io a combattere contro Golia, e diz: eu vou combater contra Golias. e guardate che cosa succede. E olha o que acontece. Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide si mise la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Davide non è riuscito a combattere con l'armatura di Saul, no? Davi não conseguiu combater com a armadura de Saul. E non perché fosse una cattiva armatura, Não porque fosse uma armadura ruim, sicuramente era la migliore armatura di tutto Israele, com certeza era a melhor armadura de todo Israel, la più bella, la più a resistente, mais bonita, a mais resistente, ma per un semplice motivo. mas por um simples motivo. Quell'armatura Aquela armadura era di Saul, era de Saul, non era la sua. não era sua. Qual è il primo punto che noi dobbiamo sapere per riuscire ad andare a vincere la nostra guerra spirituale? Qual é o primeiro ponto que a gente deve saber para poder ganhar a nossa guerra espiritual? È sapere chi sono io, É saber quem sou eu. è che tu sappia chi sei tu. É que você saiba quem você é. Noi abbiamo qualcosa di unico. Nós temos algo único. Noi abbiamo una chiamata unica e individuale per ognuno di noi. Nós temos um chamado único e individual para cada um de nós. Chi ha partecipato qua mercoledì al primo corso di Seguitemi Quem participou do primeiro curso nessa quarta de Seguite-me, ha sentito parte di ministrazione che riguardava la chiamata individuale. escutou uma parte da ministração que tinha a ver com um chamado individual. E veramente noi abbiamo una chiamata individuale da parte di Dio. E realmente nós temos um chamado individual da parte de Deus. Raffaele ha la sua chiamata, Rafa tem o seu chamado. Jacqueline ha la sua chiamata, Jac- Giordano ha la sua chiamata, Jacqueline Jordano tem o seu chamado. Gustavo, tu hai la tua chiamata. Gustavo, você tem o teu chamado. Anche tu, Matteo, hai la tua chiamata da parte di Dio. Você também, Mateus, tem o teu chamado da parte de E Deus. è qualcosa di tuo, è qualcosa di individuale tuo. E é algo teu, individual. Pensate che bello come Dio agisce con noi. Pensem que bonito como Deus age conosco. Nella parola di Dio c'è scritto che noi siamo servi di Dio, Na palavra de Deus está escrito que nós somos servos de Deus. c'è scritto che noi siamo amici di Dio, Nós somos amigos de Deus. c'è scritto che anche che noi siamo figli di Dio. Está escrito que nós somos também filhos de Deus. Ma quando Dio ci chiama, Mas quando Deus nos chama, non ci chiama servi, Ele não nos chama servo, non ci chiama amici, não nos chama amigo non ci chiama neanche di figli. e não nos chama filhos. Perché?
Por quê? Perché tutti noi siamo servi, Porque todos nós somos servos. tutti noi siamo amici Todos nós somos e amigos. tutti noi siamo E figli. todos nós somos filhos. In 1 Samuele, capitolo 3, Em 1 Samuel capítulo 3, il giovane profeta Samuele era sdraiato nel tempio che dormiva o jovem profeta Samuel estava dormindo no templo e Dio lo ha cominciato a chiamare. e Deus começou a chamar ele. E sapete come lo ha chiamato? Sabe como ele chamou ele? Non l'ha chiamato figlio, Não chamou de filho, né amico né servo. nem de amigo ou servo. Quando Dio ha chiamato Samuele, Quando Deus chamou Samuel, gli ha detto Samuele, ele disse: Samuel, Samuele. Samuel. Quando Paolo stava andando sulla via di Damasco Quando Paulo estava na via de Damasco e qualcosa lo ha accecato e lui è caduto a terra e alguma coisa cegou ele e ele caiu ao chão e ha sentito la voce di Dio, e ele ouviu a voz de Deus, non è che Dio lo ha chiamato figlio mio, não é que Deus chamou filho meu? perché mi perseguiti? Por que você me persegue? Dio ha detto Paolo, Paolo, Deus chamou Paulo, Paulo. perché mi perseguiti? Por que me persegues? Quando l'angelo Gabriele è andato da Maria Quando o anjo Gabriel foi até Maria a annunciargli la nascita di Gesù, anunciar o nascimento de Jesus, quando è arrivato da lei ha detto non temere Maria, quando chegou até ela disse: Não temas, Maria. non l'ha chiamata figlia né Não amica. chamou filha ou amiga. Quando Dio ci chiama, Quando Deus nos chama, Dio ci chiama per nome, Deus nos chama por nome, perché davanti a Lui, porque na frente dele, per quanto possiamo essere Suoi figli e Suoi amici, por quanto somos filhos e amigos dele, noi siamo Giacomo, siamo Fabio, somos Giacomo, siamo Fabiano, Fabiano, siamo Washington. Washington. Lui ci chiama per nome. Ele nos chama pelo nome. In Giovanni 10, versetto 3, Em João 10, versículo 3, c'è scritto che Dio conosce le sue pecore está escrito que Deus conhece as suas ovelhas e le chiama per nome. e as chama pelo nome. Noi abbiamo qualcosa di individuale, di prezioso per Dio. Nós temos algo de individual, de precioso para Dio Deus. vuole usare te in un modo diverso di come si usa di qualcun altro. Deus quer usar você de um jeito diferente de que ele usaria outra pessoa. Mi ricordo fino a oggi una predicazione del pastore Samuel, Eu me il lembro nostro até amico. hoje a pregação do pastor Samuel, nosso amigo. Una predicazione è stata fatta ancora quando eravamo, non lo so, forse in via Tolomeo, molti anni fa, Uma pregação onde estávamos em outro lugar, muitos anos atrás, in cui diceva così: em que ele dizia assim: non copiare mai Não copie, não imite nunca una predicazione di un grande predicatore. a pregação de um grande pregador. Perché per quanto può essere stata una buona predicazione, Porque por mais que seja uma boa pregação, Dio ha una rivelazione per te Deus tem uma revelação para você, che è diversa di quella che ha avuto il grande predicatore, que é diferente da do grande pregador, ma è tua, mas é tua. e Dio vuole usare te E Deus quer usar você con questa com rivelazione. essa revelação. Dio vuole usare te Deus quer usar con você questa testimonianza. com esse testemunho. Dio vuole usare te con il tuo dono, Deus quer usar você com o teu dom, con il tuo com o talento, teu talento, con il tuo modo speciale e unico che hai di fare le com o cose. teu modo especial e único de fazer as coisas. Ognuno di noi è unico davanti a Dio. Cada um de nós é único diante de Deus. Sappi chi tu sei, Saiba quem você é. sappi qual è la tua chiamata, Saiba qual é o teu chamado. sappi qual è il tuo dono, il tuo talento, Saiba qual é o teu dom, o teu talento. sappi in che modo tu puoi essere bello agli occhi di Dio, Saiba de que jeito você pode ser belo aos come olhos Lui de vuole Deus. vederti Como Ele quer te ver. e in che modo tu puoi fare la differenza. E em que modo você pode fazer a diferença. Non copiare da qualcun altro, Não copie, não imite alguém. sii te stesso, Seja você mesmo. perché è te che Dio vuole usare. Porque é você que Deus quer usar. È Alberto che Dio vuole usare. É Alberto que Deus quer usar. Non è Alberto con l'armatura di Paolo, Não é Alberto com a armadura de Paulo. non è Dieula con l'armatura di Vanessa. Não é Diela com a armadura de Vanessa. Dio vuole usarsi di ognuno di noi Deus quer usar cada um de nós. e per questo ci chiama per E nome. por isso nos chama pelo nome. Tu sarai Você vai ser una forza uma força nelle mani di Dio nas mãos de Deus. quando tu userai la forza che Dio ha dato a te. Quando você usar a força que Deus te deu. Ho sentito una storia Eu escutei uma história che diceva così: que dizia assim: in un deserto num deserto c'è una palma di cocco tem um palmito, palmeira de coco e una palma di dattero. e uma Dattero. tâmara, uma tâmara. Damasco. Chi ha detto Damasco? Brava Catrini. Damasco. Damasco, Una palma di cocco e una palma di dattero. palmito. Um coco e um coco e damasco. E sembrano simili, no?
e são parecidos, ma fanno frutti diversi. mas eles fazem frutos diferentes. E la palma di cocco E o coco era triste era triste, perché vedeva i frutti di quell'altra porque via os frutos do outro. e diceva: caspita, ma i miei frutti sono così duri Dizia, mas o meu fruto é tão duro, e non è neanche così tanto dolce. não é nem tão doce. Ma guarda invece come sono i frutti dell'altra palma, Mas olha como são os frutos da outra árvore. così belli, così buoni, così dolci. Tão bonitos, tão doces. Anch'io vorrei questi frutti. Eu também gostaria de ter esses frutos. E dopo molto tempo che si lamentava di questa sua situazione, E depois de muito tempo murmurando da sua situação, arrivò una carovana di beduini nel deserto. chegou pessoas no deserto Bravissimo. Che erano in viaggio da tanto tempo, que eles estavam viajando há muito tempo. non avevano più niente da bere Eles não tinham mais nada para e tomar stavano morendo di sete. e estavam morrendo de sede. E quando arrivarono videro questa palma di cocco Quando eles chegaram, viram esse coco e questa di datteri. e o damasco. Tutti i beduini andarono dalla palma di cocco, E todas as pessoas foram até o coco. presero il frutto, Pegaram o fruto, lo ruppero quebraram e si riuscirono a dissetare con l'acqua del cocco. e conseguiram tomar a água do coco e matar a sede. Così riuscirono a salvare la loro vita. E assim conseguiram salvar as vidas. Tante volte noi vediamo nel nostro amico, nel nostro fratello, nella persona vicino a noi, Muitas vezes a gente vê no nosso irmão, amigo, na pessoa do nosso lado, un dono così bello, qualcosa così bello che noi vorremmo. dom tão bonito, algo tão bonito que a gente também gostaria de ter. Ma ciò che tu hai Mas aquilo que você tem è ciò che Dio ti ha dato affinché tu lo possa usare é aquilo que Deus te deu para que você possa usar per salvare vite. para salvar vidas, Per salvare vite. para salvar vidas, Come è successo col cocco. como aconteceu com o coco. Amen. La seconda cosa che noi dobbiamo sapere A segunda coisa que devemos saber è chi c'è con me. é quem está comigo. Ripetiamo insieme. Vamos repetir? Chi c'è con me. Quem está comigo? Andiamo avanti con la storia del giovane Daniele. Vamos seguir com a história Daniele, do no, jovem Davide, no? Davi. Davide. Abbiamo visto che Davide ha buttato via l'armatura. A gente viu que Davi jogou fora a armadura. E che cosa fece dopo di questo? E o que ele fez depois disso? Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Quante pietre ha preso Davide dal torrente? Quantas pedras pegou Davi? 5. 5. 5, giusto? 5. Vi ricordate quante pietre ha usato Davide per uccidere il gigante? Vocês lembram de quantas pedras Davi usou para matar o gigante? Solo una, no? Somente uma. Ma ne ha prese 5, Mas ele pegou 5, giusto? né? Però ne ha usata una. Mas ele usou uma. Ho già sentito varie volte una predicazione su questo, Eu já escutei várias vezes pregações sobre isso, che Golia aveva 4 fratelli que Golias tinha 4 irmãos, e per questo Davide ha preso 5 pietre, no? e por isso Davi pegou 5 pedras, Che simbolicamente e simbolicamente servivano per uccidere tutti i fratelli di Golia, che poi comunque sono tutti quanti morti. serviam para matar os irmãos de Golias que morreram todos. Sinceramente io trovo tutto questo molto bello, molto poetico, Eu acho isso muito bonito, muito poético, ma non c'è scritto questo nella Bibbia. mas não está escrito isso na Bíblia. E quindi rimane la pergunta, perché Davide Então fica a pergunta, por que Davi ha preso 5 pietre? pegou 5 pedras? Sappiamo che Davide è l'uomo secondo il cuore di Dio, no? A gente sabe que Davi é o homem segundo o coração de La Bibbia Deus. ce lo descrive così. A Bíblia descreve ele assim. E quindi io credo Então eu acredito che essendo l'uomo secondo il cuore di Dio, que, sendo o homem segundo o coração de Deus, Davide avesse una fede pazzesca, Davi tinha uma fé incrível. super. Super. Secondo me Davide Eu acho que Davi, pensava che poteva andare contro Golia anche senza pietre. ele achava que podia ir contra Golias sem pedras. Gli tirava direttamente la fionda Atirava o estilingue e lo batteva. e conseguia matar ele. Secondo me Davide pensava che Dio potesse fare questo, perché Davide aveva fede. Eu acho que Davi pensava isso porque Davi tinha fé. Ma nonostante questo, Mas, além de...
Mas mesmo assim, Mesmo assim, ma nonostante questo, lui ha preso 5 pietre. mas mesmo assim ele pegou 5 pedras. Allora perché ha preso 5 pietre? E por que ele pegou 5 pedras? Non è per mancanza di fede. Não é por falta de fé. Chi di noi Quem de nós andrebbe contro un gigante iria contra um gigante di 3 metri de 3 con metros sta armatura enorme com essa armadura enorme con una pietra? com uma pedra? Nessuno, no? Ninguém. È sciocco. É bobo. Nessuno va con una pietra contro una bestia così. Ninguém iria com uma pedra contra um gigante assim. Al contrario, Davide è andato al torrente, Pelo contrário, Davi foi até o riacho. non che gli mancasse fede, Não que ele faltava de fé. ma è andato lì e ha scelto le 5 pietre più belle che c'erano. C'è scritto le pietre lisce, Ele escolheu as 5 pedras mais bonitas, está escrito as mais lisas, le migliori, as melhores, quelli che veramente gli potevano servire per la battaglia. aquelas que poderiam realmente servir para a E se le ha batalha. messe in tasca. E colocou no bolso. Questa non è mancanza di fede, Isso não é falta de fé, questa è maturità. é maturidade. Davide è andato in guerra Davi foi guerrear da persona matura. com uma pessoa madura. E la maturità E a maturidade ha tanti aspetti, tem muitos aspectos. ma c'è un aspetto di cui voglio parlarvi oggi, Mas tem um aspecto que eu quero falar para vocês hoje, che que é una persona matura uma pessoa madura. è una persona che sa andare in guerra É uma pessoa que sabe guerrear con qualcosa di utile, com algo útil, o meglio, ou melhor, con qualcuno di utile. com alguém útil. Per questo io ti chiedo Por isso eu te pergunto, di chi ti stai circondando oggi. de quem você está rodeado hoje? Chi sono le persone che ti circondano oggi? Quem são as pessoas ao teu lado Chi hoje? sono le persone vicino a te Quem oggi? são as pessoas perto de você hoje? Perché è sciocco Porque é bobo andare in guerra ir na guerra senza nessuno al tuo lato, sem ninguém ao teu lado, con una sola pietra com uma só pedra o con delle pietre brutte. ou com pedras feias. No, Davide è andato con le migliori pietre che ha trovato. Não, Davi foi com as melhores pedras que ele achou. E se noi vogliamo entrare in questa battaglia spirituale, Se a gente quer entrar nessa batalha espiritual, oltre a sapere che cosa Dio vuole individualmente da noi, além de saber o que Deus quer individualmente de nós, non possiamo circondarci não podemos nos rodear di qualsiasi persona. de qualquer pessoa. Noi dobbiamo circondarci Devemos nos rodear di persone che ci possono aiutare in questa guerra, de pessoas que nos possam ajudar di nessa persone guerra, che ci possono rialzare in questa guerra, de pessoas que nos possam levantar di nessa persone guerra, che possono darci forza quando ce n'è bisogno. de pessoas que possam nos dar força quando tem necessidade. Chi oggi andrebbe a fare una guerra vera Quem hoje iria guerrear de verdade e come compagno e como companheiro si sceglie uno che appena gli altri sparano ti prende e si mette dietro così? escolheria alguém que quando alguém atira em você pega e coloca assim? Nessuno, no? Ninguém. Ti sceglierai come compagno il miglior cecchino, Você escolhe como companheiro o melhor atirador, il miglior pilota di aerei, o non lo melhor so, piloto il più de avião, coraggioso dei soldati, o no? mais corajoso dos soldados. Nessuno va in guerra con qualcuno che ha paura, Ninguém vai guerrear com alguém que tem medo, qualcuno che può soltanto farti del male. com alguém que pode somente te machucar. Per questo io ti chiedo, chi sono le persone di cui oggi ti circondi Por isso eu te pergunto, quem são as pessoas que estão com você hoje? o di cui ti vorresti circondare? Ou as pessoas que você queria que estejam com você? Que Ci sono, estivessem com você? ci sono tanti cristiani Tem tantos cristãos che hanno così tante amicizie que têm muitas amizades che non gli portano buon frutto, que não trazem bons frutos, che non portano cose buone alla propria vita, que não trazem coisas boas para a própria che li vida, portano su cammini che non vanno bene. que levam para o caminho que não vai bem. Ci sono persone convertite da tanto tempo Tem pessoas convertidas há tanto tempo che magari hanno lasciato affari brutti nel passato, que talvez deixaram coisas ruins no passado, ma che ogni tanto pensano mi mancano quelle amicizie che avevo un tempo. mas que às vezes pensam, eu sinto falta das amizades que eu tinha. Di chi oggi ti stai circondando? De quem você está rodeado? Ci sono amicizie, Tem amizades, ci sono persone tem pessoas che non faranno bene alla tua vita, que não vão fazer bem para tua che in vida. questa guerra spirituale non ti potranno alzare, E nessa guerra espiritual não vão poder te non ti levantar, potranno aiutare, não vão poder te non ajudar potranno stare con te. ou estar com você. La cosa più difficile E a coisa mais difícil per me para mim, nella mia camminata na cristiana minha caminhada cristã, è stato allontanarmi da queste persone, foi deixar essas pessoas. persone che non facevano bene per la mia vita cristiana. Pessoas que não faziam bem para minha vida cristã. È stata la cosa più difficile, Foi a coisa mais difícil. ma io ringrazio Dio Mas eu agradeço a Deus che oltre a mia moglie, que
além da minha mulher, ha messo di fianco a me nella mia camminata persone colocou do meu lado na minha caminhada che pessoas fino dall'inizio que, desde o começo, sono state delle pietre lisce nella mia mano, têm sido pedras lisas na minha mão. persone che mi hanno aiutato nella fede, Pessoas que me ajudaram na fé. persone come Giordano, come Giacomo, Pessoas como Giordano ou Giacomo, con cui abbiamo fatto una grandissima amicizia fin dai primi tempi. com quem eu tive uma grande amizade desde o começo. È un'amicizia che ci faceva bene, É uma amizade que fazia bem, che ci portava a leggere la Bibbia insieme, que nos levava a ler a Bíblia juntos, a pregare insieme, a orar juntos, a rialzarci quando avevamo bisogno. a nos levantar quando necessitávamos. Persone come Sandro, Pessoas como Sandro, con cui fino a oggi leggo la Bibbia com insieme. quem até hoje eu leio a Bíblia Ci junto. sono tantissime persone qua, quasi tutti voi sono stati per me delle pietre lisce nella mia mano. Tem muitas pessoas, todos vocês foram pedras lisas na minha mão. Ma noi dobbiamo circondarci di queste persone. Nós devemos nos rodear dessas pessoas. Dobbiamo lasciare da parte persone che non ci fanno bene. Devemos deixar de lado pessoas que não nos fazem bem. Il Salmo 1, Salmo 1, il primo salmo che c'è nella Bibbia, o primeiro salmo que tem na Bíblia, dice così: beato è l'uomo. diz Oh, assim: prego. bem-aventurado aquele que não anda. Felice è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, che non si ferma sulla via dei peccatori, não se detém no caminho dos pecadores, che non si siede alla tavola con gli schernitori, nem se assenta na roda dos zombadores. ma il cui diletto è nella legge. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, E su questa medita giorno e notte. e na sua lei medita dia e noite. Sentite cosa dice: lui sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Ossia, vuoi che in questa guerra tu possa fare cose che prosperino, Você quer fazer nessa guerra coisas que prosperam? cose che portino veramente frutto? Coisas que realmente trazem frutos? Attenzione alla via che stai seguendo. Cuidado com o caminho que você está seguindo. Attenzione alle persone che sono insieme a te. Cuidado com as pessoas que estão com você. Perché ci sono persone che non faranno bene a questa tua camminata cristiana, a questa tua guerra. Porque tem pessoas que não vão fazer bem na tua caminhada cristã e na tua guerra. Ma ci sono persone Mas tem pessoas che tu puoi considerare come delle pietre buone nella tua mano. que você pode considerar como pedras boas na tua mão. Persone che saranno veramente un tuo aiuto Pessoas que realmente vão ser uma ajuda. e che noi dobbiamo avere la maturità E que nós devemos ter a maturidade di sceglierle per tenercele vicino, de escolher para segurar por perto, per riuscire a vincere questa nostra guerra. para conseguir ganhar a nossa guerra. Andiamo all'ultima parte, l'ultimo punto, Vamos para a última parte, o último ponto, che si intitolava così: chi è Dio? que era quem é Deus. Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò, perché egli non era che un ragazzo biondo e di bell'aspetto. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani. Fino a qua. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou. Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Non voglio dire niente di nuovo su chi Dio è. Eu não quero dizer nada de novo sobre quem Deus seja. Tutti noi sappiamo chi Dio è. Todos nós sabemos quem Deus é. Tutti noi sappiamo ciò che Dio può fare. Todos nós sabemos o que Deus pode fazer. E molti di noi hanno già sperimentato nella propria vita ciò che Dio può fare. E muitos de nós já experimentamos o que Deus pode fazer. E ancora sentiremo e vivremo testimonianze E ainda a gente vai escutar e viver muitos testemunhos dell'agire di Dio nelle nostre vite. do agir de Deus nas nossas vidas. Ma ciò che tutti noi sappiamo di Dio, Mas todos nós sabemos de Deus, tra le altre cose,
entre as outras coisas, è che Dio è onnipotente, é que Deus é onipotente, è onnipresente, é onipresente, è onnisciente. é onisciente. Che cosa significa questo per la nostra guerra? O que significa isso para a nossa guerra? Che dovunque noi andremo ad evangelizzare in questa nostra guerra, É que em qualquer lugar nós formos evangelizar nessa guerra, perché è questo noi che dobbiamo fare in questa guerra, porque é isso que devemos fazer nessa guerra. evangelizzare, Evangelizar, portare il Vangelo alle persone, levar o evangelho para as pessoas, portare la notizia levar a notícia che c'è un Gesù que tem um Jesus che è morto sulla croce per noi, que morreu sobre a cruz por nós, che è risorto que ele ressuscitou e che oggi noi e que hoje nós possiamo vivere l'eternità per mezzo di questo sacrificio. podemos viver a eternidade por meio desse sacrifício. Questo è il Vangelo di Cristo Esse é o evangelho de e Cristo. questo noi dobbiamo portare. É isso que devemos levar. E noi sappiamo che il Dio onnipotente Nós sabemos que o Deus onipotente ci aiuterà in tutta questa missione, vai nos ajudar nessa missão, perché sta scritto che lo Spirito Santo ci darà le parole quando noi evangelizzeremo, porque está escrito que o Espírito Santo nos dará as palavras quando iremos evangelizar. perché c'è scritto che quando noi accettiamo questa chiamata di Dio di andare a fare questa missione, Porque está escrito que quando nós aceitamos esse chamado de Deus de fazer missões, Dio prenderà della braccia ardente dal suo altare Deus vai pegar a brasa ardente do seu altar e con questa toccherà le nostre labbra e com isso tocará os nossos lábios. e noi saremo capacitati a E evangelizzare. nós seremos capacitados para Noi saremo evangelizar. capacitati a parlare con le persone, Seremos capacitados para conversar com as ma pessoas. non solo a parlare con le persone. Mas não só a conversar. Noi avremo lo Spirito Santo che riuscirà ad arrivare a queste persone e Nós convincerle teremos o Espírito Santo que chegará e convencerá as di chi pessoas Gesù è e di cosa può fare nella loro vita. de quem Jesus é, o que pode fazer na vida deles. Questo è quello che Dio onnipotente può fare Isso é o que Deus onipotente pode fazer. quando noi nella nostra battaglia andiamo a portare il Vangelo, Quando nós, na nossa batalha, vamos levar o Evangelho. quando noi nella nostra battaglia andiamo a scacciare il male. Quando nós, na nossa batalha, vamos afastar o mal. Lo stesso Dio che ha detto che noi siamo luce O mesmo Deus que disse que nós somos luz, ci farà brillare in mezzo alle tenebre, nos fará brilhar no meio das trevas. non perché noi siamo belli, non perché noi siamo forti, Não porque somos bonitos ou fortes, ma perché Dio è onnipotente. mas porque Deus é onipotente. Non sarà per mezzo della nostra forza, Não vai ser por meio da nossa força, ma sarà per mezzo del suo Spirito. mas por meio do seu Espírito. Il Dio onnipotente ci aiuterà in questa battaglia. Deus onipotente vai nos ajudar nessa Il batalha. Dio onnipresente sarà con noi in ogni O momento. Deus onipresente vai estar conosco em qualquer momento. Qualunque sarà la situazione che staremo vivendo, Qualquer seja a situação que estaremos vivendo, noi non dovremo temere nessun male, não deveremos temer nenhum mal, come c'è scritto nel Salmo 23, como está escrito em Salmos 23. perché Dio sarà lì con noi, Porque Deus estará lá com a gente, dovunque, em qualquer lugar. anche se noi andiamo fin su in cielo, Mesmo se nós vamos até lá no céu, o se noi andiamo nell'abisso, ou no abismo, o se camminiamo nella valle dell'ombra della ou se morte, caminhamos no vale da sombra da noi morte, non temeremo nessun male, nós não temeremos mal perché il algum, nostro Dio sarà anche lì porque o nosso Deus estará ali e sarà con noi e estará com a gente. e noi non avremo paura, E nós não temeremos. non dovremo temere. Não devemos temer. Il suo bastone e la sua verga Seu bastão e o seu cajado ci daranno sicurezza. nos darão segurança. Il Dio onnisciente Deus onisciente conoscerà ogni nostra difficoltà, conhecerá todas as nossas dificuldades, conoscerà tutto ciò che stiamo passando in questa guerra conhecerá tudo que estamos passando nessa guerra e non ci lascerà da e soli, não nos deixará sozinhos. perché Gesù non ci ha mai detto questa guerra sarà facile. Porque Jesus nunca nos disse que essa guerra iria ser fácil. Lui non ci ha mai mentito. Ele nunca mentiu. Non è che ha detto andate, farete tutto quello che volete, starete tutti bene, non è così. Não é que ele disse vão e vocês estarão bem, vai dar tudo bem. No, lui dice nel mondo avrete Não, tribolazione. ele disse no mundo vocês terão aflições. Lui dice che gli animali hanno dove riposare, ma chi segue il figlio dell'uomo non ha dove riposare il capo. Ele disse que até os animais têm onde dormir, mas quem segue o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Non sarà facile, Não vai ser fácil. ma la promessa che Dio ci fa Mas a promessa que Deus faz è che lui non ci abbandonerà, é que Ele não nos è abandonará. che lui non ci É lascerà, que Ele nunca nos deixará. anzi, Ao contrário, lui presto ritornerà. Ele vai voltar Lui em breve. presto ritornerà. E em breve Ele voltará. E per questo motivo, E por esse motivo, oggi noi che siamo in guerra, hoje nós que estamos em guerra, dobbiamo combattere con ancora più forza, devemos combater com mais dobbiamo força combattere ainda. con ancora più fervore, Devemos combater com mais fervor, perché fino al giorno che lui ritorna, porque até o dia em que Ele voltar, abbiamo tanto da fare su questa terra. temos tanto para fazer nessa terra. Abbiamo una grande battaglia su questa terra. Temos uma grande batalha nessa Abbiamo terra. tante persone da portare al Signore. Temos tantas pessoas
pessoas para levar ao Senhor. Abbiamo tante anime da liberare dalle catene in cui stanno. Temos muitas almas para liberar das E algemas. Dio sarà con noi in tutto E questo. Deus vai estar conosco em tudo Non isso. temere, Não tema. tu non sarai da solo. Você não vai estar Tu sozinho. uscirai da quella Você porta. vai sair daquela porta. E se saprai dire, eccomi Signore, manda me, Se você dirá, eis-me aqui, Senhor, me mande, Lui ti capaciterà. Ele vai te E in capacitar. ogni momento Lui starà con E te. em cada momento Ele vai estar com você. Amen. Amém? Io ti invito a alzarti in Eu te piedi. convido a se levantar. Terminiamo questo momento della parola. Vamos terminar esse momento da palavra. Canteremo adesso una lode. Vamos cantar um louvor. Una lode che possa riempire i nostri cuori. Um louvor que possa encher os nossos corações. Ma io voglio pregare insieme a te. Mas eu quero orar junto com você. Perché noi possiamo non solo intendere, Para que possamos não somente entender, ma cominciare a vivere queste 3 semplici cose mas começar a viver essas 3 simples per coisas. vincere la battaglia di ogni giorno. Para vencer a batalha de cada dia. Chi sono io? Quem sou eu? Chi c'è con me? Quem está comigo? E chi è Dio? E quem é Deus? Quando noi capiamo tutto questo, Quando nós entendemos tudo isso, noi non avremo problemi in questa battaglia. não teremos problema nessa Quando batalha. noi capiremo la nostra chiamata, Quando nós entenderemos o nosso chamado, che è nostra, è individuale, ed è così che Dio ci que vuole, é nosso, individual e é assim que Deus quer, noi potremo combattere al nostro meglio. nós poderemos combater melhor. Quando noi avremo le migliori persone intorno a noi, Quando teremos as melhores pessoas ao nosso gli amici, redor, quelli veri, os amigos de verdade, quelli che non vogliono il nostro male, aqueles que não querem o nosso mal, quelli che non ci vogliono cadere in tentazione, aqueles que não querem que a gente caia em tentação, ma quelli che ci vogliono vedere fermi nella fede, mas aqueles que querem ver firme na fé, costruiti sulla roccia, construídos sobre a rocha, come persone che non cadono, como pessoas que não caem, ma che hanno la forza di combattere fino alla fine. mas que têm a força de combater até o fim. Quando noi ci circonderemo di queste persone, Quando nós teremos essas pessoas ao lado, allora riusciremo a vincere questa guerra. aí sim conseguiremos vencer essa guerra. Quando noi possiamo confidare Quando podemos confiar pienamente plenamente nel nostro Dio, no nosso Deus, lasciando a Lui ogni nostra afflizione deixando a Ele toda a aflição e fortificandoci nella forza della Sua e potenza. nos fortalecendo na força do Seu poder. Niente, Nada, niente nada potrà fermarci poderá nos in parar questa nostra missione. nessa nossa missão. Preghiamo per questo. Vamos orar por isso. Amen. Amém. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo pregarti, Signore, questa sera perché tu possa darci, Signore, oggi un nuovo intendimento, Signore, di come vincere questa guerra che è in corso e noi stiamo vivendo, anche se oggi magari c'è qualcuno qua che si sta rifiutando di combattere questa guerra è in corso. È una guerra che c'è dall'alba dei tempi e continuerà fino al tuo ritorno, Signore. Ma tutto ciò che sta accadendo di fianco a noi ci fa percepire che quel giorno arriverà presto. Per questo, Signore, tu oggi ci stai chiamando e ci stai rinnovando, Signore, questa tua chiamata a combattere questa guerra al tuo lato. Facci capire, Signore, quanto è importante che noi intendiamo chi siamo davanti a te. Intendiamo, Signore, che tu ci chiami di figli, di amici, ma che ancora di più tu ci chiami per nome, perché tu vuoi noi individualmente, tu vuoi il nostro meglio, tu vuoi che ciò che tu ci hai dato noi possiamo ridarlo a te, e così noi potremo fare grandi cose in questa guerra. Io ti chiedo, Signore, che tu possa farci avere questa maturità di circondarci di persone sagge, persone che vogliono il nostro bene, persone che ci aiutino, persone che ci rialzino, persone che preghino con noi, che legano la parola con noi, che digiunino con noi, persone che non ci vogliono vedere in mezzo al fango, ma persone che ci vogliono vedere con la corona della vittoria in testa. Signore, io ti prego perché noi possiamo avere questa maturità di circondarci di queste persone. Io ti chiedo, Signore, che noi possiamo sempre confidare in te che sei il nostro Salvatore, in te che sei il nostro Padre, in te che sei il nostro Dio, in te che in te riposa ogni potenza, ogni saggezza, tu che sei onnipresente, onnisciente, onnipotente, che noi possiamo confidare, Signore, nella forza della tua potenza, e che in questa forza, Signore, noi possiamo trovare l'allegria, la gioia e la capacità di vincere ogni giorno questa guerra. Sappiamo che non sarà facile, ma la tua promessa vive nei nostri cuori. Tu non ci lascerai, tu non ci abbandonerai e presto sarai con noi. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo di benedire questa Chiesa, donandoci, Signore, la capacità di vivere questa guerra e vincere questa guerra. Nel nome di Gesù, per la tua gloria e per il tuo onore. Amen.
Lottiamo con armi di fede e niente ci resisterà. Che lo adoriamo. Di nuovo. Lottiamo e niente finché mettiamo una corda a volta, lottiamo con armi di fede, lottiamo con armi di fede e niente ci resisterà finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà e tutte le il nostro Dio vittorioso è nella tempesta.
Dio possa benedire le vite di tutti quanti noi, dandoci questa forza di non tirarci indietro da questa guerra, ma ogni giorno andare a combatterla e andare a vincerla. Amen. Stiamo terminando il nostro culto di questa sera. Il mio desiderio è che Dio possa aver toccato il cuore di ogni persona qua presente, non di una, non di due persone, ma di tutti quanti noi. Che tutti quanti noi possiamo essere stati toccati dalle lodi, dalla parola, dalle preghiere, da qualche momento particolare che Dio aveva preparato per oggi, per il tuo cuore. Dopo ci sarà qualcosa da mangiare, penso. Ci sono stati compleanni questa settimana? Nessuno compleanno? Sì? Josie Washington? Anche voi? Allora, Washington e Josiane, che bello, venite qua. Qualche altro anniversario di matrimonio, sono accetti? Anche l'anniversario di battesimo è accetto. 11 anni di matrimonio. Allora, che Dio possa benedire questa data, ma non ovviamente solo questa data, che Dio possa benedire tutta questa unione e la vostra famiglia. Possiamo alzare le nostre mani per benedire questa casa. Padre, nel nome di Gesù, ti ringraziamo, Signore, per un altro anno di matrimonio che hai concesso a questa famiglia. Washington, Josiane, a Giulia, Signore, una famiglia che è nel nostro cuore e che ancora di più, Signore, è nel tuo cuore. Benedici questo anniversario e benedici, Signore, ogni anno che tu hai preparato per loro di vivere con la tua migliore gioia, allegria, Signore, con la tua presenza nella loro casa. Nel nome di Gesù. Amen. Chiediamo la benedizione del Signore per tutte le nostre case, non soltanto per la famiglia di Washington, di Josiane. Che Dio possa benedire la nostra settimana, che Dio possa riempire ogni casa qua presente, ogni casa qua rappresentata con il suo amore, con la sua unione, con la sua gioia, la sua allegria, con la sua presenza e il suo spirito. Benedici, Signore, anche i visitanti che sono stati qua questa sera, che nel nome di Gesù, Signore, tu possa essere presente con ognuno di noi in questa settimana. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo di Dio possano essere con tutta la Chiesa e insieme come uni in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù.